Qua siamo davanti al monumento dello Spinone, che è stato offerto dal capitano Carmelo Panebianco ed è un'opera dello scultore Carluccio Zangirolami. Che dire, io lo scopro adesso, è un'opera talmente simbolica perché, vi facciamo notare, è fatto con tutti i residuati bellici della guerra del 15-18. Essendo questo un cane che è servito anche non solo per la caccia o per altri motivi, ma anche per forse come presidio di guerra, ha aiutato i nostri militari anche durante la guerra del 15-18, e questa simbologia gliene fa specie ed è importante sottolinearlo. Io personalmente non lo sapevo, però ecco, sappiate che a Porto Viro, proprio fronte Romea, località Cacappello, c'è questo monumento, fedelissimo, intrepido esploratore del delta del Po, lo Spinone italiano, ed è dedicato a tutti i cinofili cacciatori del Polesine. Ancora una volta ringraziamo il capitano Carmelo Panebianco, che è appunto il donatore di quest'opera, e lo scultore, il cavalier Carluccio Zangirolami, che ha fatto quest'opera decisamente unica.